Ben ritrovati a 7 Sera. Allora abbiamo sentito tutti i consigli per partire sicuri per un bellissimo viaggio insieme a Moreno Rognoni, promozione Events e Media Relation di Press Tour. Buonasera e ben ritrovato. E adesso Moreno, come promesso, dobbiamo partire, visto che qua fa freddo e grigio, siamo stanchissimi, prendiamoci un 10 minuti di relax, partiamo per una meta assolutamente calda, con un po' di mare, vogliamo vedere, e con però tante cose da dire e da raccontare. Dove possiamo andare? Allora, credo che non sia una sorpresa perché abbiamo preparato un 3 blocchi molto veloci su 3 isole dei Caraibi. Molto spesso si dice dove vai? Vado ai Caraibi, bella lì, però i Caraibi, come dire, molti lo sanno ma forse qualcuno ancora no, è un arcipelago di oltre 30 isole che, come dire, racchiude idealmente dal sud della Florida fino alle coste a nord del Venezuela, quindi un percorso, come dire, di oltre 2500 km in pieno mare Atlantico. Si forma il Mar dei Caraibi, che è uno veramente dei più belli in assoluto al mondo, con questa particolarità di avere 30 isole che sono 30 destinazioni assolutamente una completamente diversa dall'altra. Piccoli mondi. Sono assolutamente quelli che io definisco un po' dei microcosmi, cioè da Cuba a Giamaica, ad Antigua, a Guadalupe, a Martinica, Saint Barth, piuttosto che Nevis, potrei andare avanti ancora per 10 minuti a raccontarli. Ogni isola è uno stato indipendente, ha una cultura proveniendo anche da colonizzazioni chiaramente del XVII secolo in poi molto differenti, per cui il bello dei Caraibi è che in 10, 15, 20 minuti di volo, mezz'ora di volo al massimo, cambia completamente l'impostazione che hai della vacanza stessa. L'approccio che dico, non so, per dire, a Cuba la colonizzazione è stata chiaramente da sempre spagnola, e quindi si parla chiaramente spagnolo. Allora, iniziamo magari anche a vedere qualche bella immagine di Cuba mentre la raccontiamo. Già ne ho vista qualcuna prima, ma continuiamo. Molto semplice chiaramente raggiungere Cuba sia con voli diretti che con voli di linea. È molto bello Cuba perché è un'isola, come dire, con un approccio molto facile, si parla spagnolo, quindi si parla anche con i gesti. Chi ama la musica latinoamericana a Cuba è chiaramente il tripudio, si guida a destra, si mangia una cucina sia internazionale ma anche locale molto, molto ricca, molto saporita. Si hanno, come dire, ecco, delle situazioni molto vicine alla nostra. Nello specifico, per esempio, Cuba, non si può non andare a Cuba e non vedere Havana. Havana, patrimonio dell'umanità sotto l'egidia dell'UNESCO, una capitale veramente di carattere storico, ma soprattutto con una cultura viva, oggi tra le più belle in assoluto di tutto il continente centroamericano, e quindi è chiaro che si parte da Havana. Da Havana si può andare a Caio Levisa. Caio Levisa è un atollo, un caio vergine lungo 3,5 km, di cui 3 km e 200 metri di spiaggia bianca ininterrotta, 40 bungalow in legno, null'altro, non accade assolutamente nulla dalla mattina alla sera, ma hai davanti uno dei mari in assoluto più belli dei Caraibi. Oppure andare a Varadero, che è una situazione chiaramente già molto più infrastrutturata da un punto di vista turistico. Ci si gode proprio lo spettacolo della natura, poi invece si cambia località e invece ci si diverte tantissimo. Ci si diverte tantissimo a La Habana, a Trinidad, a Cienfuegos, a Santiago. Sono città storiche, città veramente che hanno un patrimonio di cultura, musei, teatri, scuole di ballo. C'è una vita per strada che è veramente eccezionale, è molto accogliente, molto calda, un'isola veramente molto sicura, tanti piccoli cai che permettono anche di visitare in barca piuttosto che in aereo. Se vuoi fare la subacquea a Cuba ci sono dei centri diving veramente spettacolari. Anche qui si può scegliere il tipo di vacanza che si vuole, anche un po' secondo lo sport che si vuole fare, o se si vuole avere una vacanza culturale magari, oppure se si vuole divertire in qualche modo. Pensate che Cristoforo Colombo, questo è un dato che mi è piaciuto molto, quando ci approdò disse che mai terra era stata all'occhio umano più bella, perché deve essere veramente un posto. E lui ne aveva visti di posti. E ne aveva visti un po', sì, in effetti. Diciamo che qualcosa ne sapeva. Allora, visto che però il tempo non è tantissimo, cerchiamo di continuare a viaggiare e andiamo in una terra che invece significa il suo nome, terra di legno e di acqua, è la Giamaica. Mamma mia, ma sei preparatissima. Io ho iniziato a fare quello che hai detto tu durante la pausa, io studio le mete che vorrei visitare. Nella lingua Tainos, cioè nella lingua quella dei primi caraibici, degli abitanti della Giamaica, appunto, Giamaica significa proprio questo, perché chiaramente acqua, perché è circondata da un mare meraviglioso, ma soprattutto perché è un'isola piena d'acqua, bellissime cascate, fiumi, rivoli, cascate che si possono anche risalire a piedi, per cui vi è veramente un tripudio di acqua. Questo genera chiaramente una vegetazione tropicale spettacolare. La Giamaica, tutta la catena delle Blue Mountains, sono montagne alte circa 2000 metri, dove tra l'altro si coltiva il caffè d'alta quota più pregiato e più costoso al mondo, il Blue Mountains Coffee, esatto. È un'isola che chiaramente ha vissuto dagli anni 60 in poi su cosa fondamentalmente? Sul mito di Bob Marley, da questo punto di vista. Negli ultimi anni sul mito
mito di Usain Bolt, il famoso velocista, campione del mondo olimpico, eccetera. Un popolo chiaramente di colore, africano, che ha questo orgoglio, come dire, proprio il famoso Black Power nasce in Giamaica, la zona di Negril è una zona di pieno divertimento, questa 7 Mile Beach, questa spiaggia lunga 11 km, come dire, che è la spiaggia un po' della Giamaica, ma da non dimenticare località come Port'Antonio, dove hanno girato per esempio Laguna Blue, tutti i film di James Bond, la maggior parte li hanno girati in Giamaica, Ocho Rios, Montego Bay, Kingston, la capitale, il museo di Bob Marley, insomma è un'isola veramente divertente, molto energetica da questo punto di vista. Fino in fondo abbiamo parlato di piccoli gusti che non si possono perdere nelle località che visitiamo, in Giamaica abbiamo parlato del caffè, ma anche l'artigianato è sempre di valore, sempre unico e spettacolare, per cui tante volte si va via, non si sa con cosa tornare, tante volte si porta una cartolina, un qualcosa di terribile, invece magari informarsi anche sull'artigianato, su quello che sono le eccellenze di un posto, può rendere diverso. Una delle cose sicuramente è la pittura, l'artigianato in generale, ma soprattutto i prodotti della terra, sia a Cuba che in Giamaica che nelle altre isole dei Caraibi. Il bello è portare a casa i famosi sigari, il rum, la canna da zucchero, quindi lo zucchero grezzo, tutte quelle situazioni, quelle cose che nascono dalla terra, sane, genuine, e si produce un'economia locale che fa bene al paese. Certo, assolutamente sì. E il minuto finale invece lo dedichiamo al gioiello delle piccole Antille. Andiamo? Sai tutto, ad Antigua. Studio tantissimo quello che dovete fare anche voi. Ad Antigua è un'isola invece molto particolare, 80.000 abitanti in tutto, è nel centro, nel cuore dei Caraibi, si raggiunge sia con voli diretti charter da Milano a Malpensa che soprattutto con voli di linea, permette anche instradamenti via Stati Uniti, per cui come la Giamaica è molto bello anche abbinarla a situazioni via Stati Uniti con un tour o soggiorno nelle grandi città e poi proseguire con un soggiorno a mare negli Stati Uniti. Antigua è famosa per le 365 spiagge che ha, effettivamente 365 non sono, ma 360 tutte, un'isola all'interno molto verde, collinare. Shirley Yates è un bellissimo luogo dove si può anche fare, come vediamo dalle immagini, del bel trekking all'interno della vegetazione della natura. C'è il porto più antico che è il porto di Nelson, il famoso capitano Nelson, vi è ancora il porto originario del Settecento, una cultura molto anche qui africana, però mixata con cultura occidentale, indiana, cinese, americana, e quindi sicuramente anche Antigua rappresenta oggi un'eccellenza in quello che è il Mar dei Caraibi come isola, come destinazione. La cosa bella, ripeto, è poter anche ad Antigua volare con l'IAT, che è il voli regionali di Antigua e Barbuda, e fare per esempio il famoso island hopping, cioè 3-4 notti ad Antigua, 3-4 notti in Guadalupe, piuttosto che mixare isole o via Stati Uniti o isola con isola. In questo caso torni a casa avendo fatto un gran bel viaggio di divertimento, di relax, di conoscenza, di, come dire, quel brio che ti dà poi la voglia di tornare ancora ai Caraibi. Assolutamente, anche perché qui girando poche isole, ovviamente se se ne ha il tempo, si fa un po' un giro del mondo ristretto, perché si vedono appunto le storie diverse, come formano una località, un luogo e soprattutto il popolo. Allora grazie infinite Moreno per averci fatto fare questo viaggio lontano in queste terre veramente da sogno, però dedichiamo un minuto alla nostra bellissima Italia, perché per chi non volesse andare così tanto lontano subito servono un pochino di giorni ovviamente per organizzare un viaggio del genere. Beh, si può sciare veramente tantissimo. Ci spostiamo un attimo nel cuore delle Dolomiti, andiamo a San Martino di Castrozza e Primero, dove dopo il successo degli anni scorsi, adesso dal 17 al 24 marzo ripartirà l'iniziativa Bambini Sciano Gratis. Allora tutti i bambini fino agli 8 anni avranno l'albergo, lo ski pass e il corso di scuola di sci assolutamente gratuitamente. Questo perché? Perché il nostro territorio è assolutamente molto attento alle famiglie, molto attento soprattutto al divertimento e al nostro relax in quei pochi giorni che abbiamo dell'anno in questo momento di crisi. Allora tutti dobbiamo permetterci un attimo di svago, soprattutto i nostri bimbi, loro possono farlo gratuitamente a San Martino di Castrozza e Primero, ripeto le date, dal 17 al 24 marzo. Questa è un'idea per stare a freddo e poi andate assolutamente al caldo, tutte le informazioni ve le abbiamo date. Allora grazie infinite a Moreno Rognoni, grazie mille a voi. Grazie anche a voi per averci seguito. Adesso la linea va all'appuntamento settimanale dedicato ai motori, ma noi ci rivediamo domani sera. Buona serata a tutti.